Santa si trova vicinissima a uno dei più bei laghi della Sardegna, che è il lago Rosa. Allora il maestro dell'intenzione del maestro Gianluca Laici era il musicale popolare, poesia del famoso poeta e compositore Raimundo Limes. C'era l'idea di rendere omaggio non solo alla poesia del poeta, ma anche a quella che è la caratteristica del loro interpretore. Il poeta chiede chi furono gli abitanti del lago, il mistero che si ancora nascondo. E dunque sui versi del Mondotino sono ispirato a Novella e su questa strada Alessandro Bruno a un lago. Una curiosa storia in cui il padrone affida al suo servo una storia di 50 agnelli, un asinello, una capra e un cane, un cappotto di erbaceo, 5 metri di fune e una coperta, con l'accordo di saltare il ponto della settimana santa, così come era consueto. Inoltre il padrone provvede anche al rito con caso del pane. Il tutto farebbe pensare alla gratitudine del servo verso il suo padrone. Invece la conclusione la ascolteremo man mano che il coro la canterà, il nome associarà come i versi sono della nostra attesa con il quarto, la musica di Pietro Paolo, la voce solista è quella di Antonio Pietro. Canzone bello lì del Sighimbanta, una in una grava, uno cazzetto. Canzone bello lì del Sighimbanta, una in una grava, uno cazzetto. Ti preme troppo una volta.
Capita che i stabili, soprattutto quelli maschili, abbiano le loro repertori assumono quotidianamente il tempo diventano dei portabandiere importanti. Nel caso ho detto sempre di volte che vado lontano, andavo ormai di potenza del repertorio popolare sardo. Da qualche anno a questa parte anche il libro della brigata sarda di Momus di Sassari entra a far parte di quello che è il curriculum dei cuori. Scrivono bene, loro dicono, al di là di quella che è naturalmente la parte storica della brigata sassari, dicono al di là della strumentale retorica l'esaltazione dei canti comandi, la brigata ebbe davvero modo di distinguersi per numerosi episodi di coraggio e talvolta di veronismo, che la collocavano in quel mito e quella leggenda che andavano ben oltre gli anni del conflitto. Ancora oggi continua a distinguersi partecipando però come forza per mantenere la pace. E poi nell'ultima strofa di questo canto, che ascolteremo, sentiremo le parole forte e squillare, s'attenta per mantenere solare, che loro l'intera sono come indistruttibili culturali, attenti per mantenere la pace. Il testo della musica sono interpretato, diciamo, segni di Nono Manos, che tra le altre cose è stato interpretato. L'elaborazione della maestra, ma poi non verrà.
Baba Santa, eseguito generalmente con la fisarmonica o l'organetto, e ne ha fatto un pezzo orale. Il testo è abbastanza comune, ma l'aspetto ritmico e melodico è assai caratteristico e riporta nella mente degli appassionati le atmosfere e i ricordi dei tempi passati di Baba Santa e dei genitori. Valutato Baba Santa e il suo voce solista Alessandro Bruno. Si congeda con un canto famoso, lo vogliono dedicare a tutti perché loro tengono del caro senza noi perché siamo qua, ma al posto dove hanno cantato, dice il maestro del romaggio, momenti concioso, vedere Dio di Salvo Maria. Canto particolarmente noto in Sardegna, non solo, ma non tutti forse sanno che la storia è presentata un po' particolare. Questo di Salve Maria ha come primo autore del testo un gesuita, che è padre Innocenzi. Lo pubblica a Macerata nel 1681 nel libretto con il titolo Dottrina cristiana spiegata in questo. Si ha ancora la notizia del libretto che ha ricordato del Salve Maria nel 1943, quando il sacerdote Vincenzo Belloni di Bercatello, vicino a Pesta, voleva Germano in Europa, prendendo l'impegno come lui stesso diceva. Senza dilungarsi troppo su tutto ciò che è presente nel libretto citato, arriviamo subito a quanto si riferisce al canto in questione. L'aspetto più curioso è che i versi
già nel primo decreto del 681 erano subordinate al canto e quindi anche la dottrina veniva imparata in canto, come da questo Toulouse e Sardegna, almeno fino ai primi decenni del 1900. E dal punto di vista del rime, quella finale, la strofa migliore sa iniziale della strofa seguente. Questo accorgimento permetteva di memorizzare facilmente il contenimento anche molto estesi. La stesura successiva alla prima è in lingua spagnola, perché per molto tempo doveva in Sardegna questa lingua. E poi finalmente la risoluzione della scritta di Logorese ebbe quella fortuna che tutti conosciamo, perché questa era la lingua parlata dal popolo e non solamente dalla gente forte. Da una facile analisi si può osservare che il testo logorese dipende direttamente da quello spagnolo e quest'ultimo da questo interno, dove ci sono quello di Dunois, il direttore del Mantore Penale.
Ringraziamo il coro di Erba Santa per il loro concerto. E noi vogliamo ringraziare voi, Paolo Carta e il coro di Alghero, per averci invitato a cantare in questo bellissimo posto. Ha fatto davvero piacere cantare così. Grazie a tutti.